Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Juventus Milan, la parola a Milan TV. Grazie Laura, buongiorno al nostro allenatore. Buongiorno. Alla vigilia di Juventus Milan. Mister, durante le grandi partite nei grandi teatri andare in sofferenza è possibile, ma tenere botta, accettarlo e ripartire è una definizione che possiamo dare di crescita? Sì, anche se ci siamo scottati a Liverpool, questo è sicuro, ci siamo scottati a inizio partita, non ci siamo scottati solamente noi, ma secondo me anche i nostri tifosi che erano presenti allo stadio, perché abbiamo vissuto una situazione dove c'era tutto al top e abbiamo fatto fatica, però la realtà è che una squadra in difficoltà ha saputo reagire in un ambiente molto complicato contro un avversario fortissimo, quindi questo è sicuramente un segnale di maturità, di crescita, di forza, però abbiamo anche visto, dobbiamo essere anche consapevoli che ancora c'è differenza, abbiamo vinto le prime partite di campionato perché abbiamo giocato con più qualità e più intensità ai nostri avversari e abbiamo perso a Liverpool perché i nostri avversari ci hanno messo più qualità e più intensità. È altrettanto vero che sono sicuro che questo ci servirà per rafforzare ancora di più quelli che sono i nostri concetti di gioco, quelle che sono le nostre situazioni, quindi è stata sicuramente una partita che mi auguro che in futuro ci possa far crescere tanto. Adesso andiamo da Sky Sport, Peppe Di Stefano. Buongiorno mister. Buongiorno. Incontra per la prima volta, se non mi sbaglio, la Juve di Allegri da allenatore del Milan. Non l'aveva mai incontrato, c'erano stati altri allenatori. So del gran rapporto e della stima che ha nei confronti di Allegri. Le chiedo se si aspettava una partenza così lenta della Juve in campionato. Inevitabilmente non può essere questa la vera Juve. E forse per la prima volta dopo tanti anni si arriva quasi da favoriti a questa partita, almeno a livello numerico. Cioè, ce la inquadra lei quello che ha nella testa? Perché negli anni è cambiato, grazie a lei, anche grazie a lei il Milan, e quindi è cambiata anche la consapevolezza nell'approccio a Juventus-Milan. Beh, innanzitutto mi fa piacere ritrovare Max, che ritengo un grande allenatore, una persona molto, molto intelligente. È evidente che è difficile aspettarsi la Juventus dopo 3 partite con solo un punto in classifica, ma è vero che hanno avuto tanti nazionali, è vero che hanno cominciato probabilmente con più difficoltà di altri, ed è altrettanto vero, non credo che noi siamo favoriti nella partita di domani, anche se noi in questo momento abbiamo 9 punti in classifica. Credo che si affrontano 2 squadre molto forti. La Juventus ha dei grandi giocatori, dei grandi campioni, una grande tradizione, quindi la partita credo che sarà, mi auguro che sarà molto equilibrata, e come sempre chi giocherà un calcio migliore degli altri avrà più possibilità di vincere. Rai Sport, Dangiò. Alessandra. Buongiorno mister. Buongiorno. Sappiamo che sappiamo di Calabria, sappiamo che ci sono dei dubbi per quanto riguarda le condizioni degli attaccanti. Vogliamo fare un punto su Ibra e su Giroud, e poi quando Ibra dice non sono Superman, ascolto il mio corpo, vado avanti giorno per giorno, è perché avete parlato, avete definito insieme una strategia di gestione per il futuro del campionato della Champions? Sì, lui vorrebbe essere Superman, ma ancora non ci riesce, però no, è chiaro che abbiamo parlato, ma ci siamo confrontati, ma la situazione sua è quella uguale al precedente Liverpool, non ha avuto grandissimi miglioramenti in quella infiammazione, quindi è chiaro che non sarà della partita lui, come non lo sarà neanche Giroud, perché ha avuto una lombalgia acuta appena finita la partita con Liverpool. Però ci concentriamo sulle risorse che abbiamo, sulle risorse che ho, che sono tante, quindi comunque saremo competitivi e saremo pronti per cercare di giocare bene. Dazon Casotti. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno. Nella gara della scorsa stagione a maggio brillarono e segnarono 2 giovani, Tomori e Brahim Diaz, che in questo avvio di stagione con le loro prestazioni hanno confermato e se possibile anche migliorato il loro status di giovani in ascesa. Che tipo di percorso di crescita ha in mente per loro? Devono assolutamente continuare. Stiamo parlando di 2 giocatori con grandissime qualità e con una grandissima disponibilità alla ricerca sempre del dettaglio in più, del particolare in più, per cercare di continuare a crescere. Questo è l'atteggiamento
quello che mi aspetto e che trovo in tutti i miei giocatori, quindi stiamo parlando di due ragazzi molto giovani che hanno sfruttato bene l'esperienza dell'anno scorso in un campionato nuovo. Non è facile sia per un giocatore spagnolo sia per un giocatore inglese ambientarsi subito e anche così velocemente come hanno fatto loro, ma ci sono riusciti perché, ripeto, sono giocatori con qualità e sono ragazzi molto disponibili e molto seri. Andiamo da Mediaset, prego. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Queste prime partite ci metto dentro anche la Champions, che cosa vi dicono? Mio parere, squadre come Juventus, Inter con le partenze di Lukaku, Cristiano Ronaldo sembrano un po' indebolite, diciamo così, mi si passi il termine. Il Milan invece ha trovato per esempio un grande campione come Giroud, ha tenuto un po' tutti, insomma si può dire, cioè avete l'impressione che quest'anno, a differenza degli altri anni, forse anche dell'anno scorso, potete essere, e ve lo dirà magari anche la partita di domani, davvero tra le favorite per lo scudetto? Quello che sentiamo noi, quello che sappiamo noi ci sentiamo di essere una squadra forte e ci alleniamo e ci prepariamo per cercare di vincere ogni singola partita. Poi ripeto, mercoledì abbiamo trovato qualcuno che è stato migliore di noi e dobbiamo quindi sforzarci, anzi sarà uno stimolo, questo ci darà grande motivazione, lo stiamo già facendo in questi giorni per cercare di alzare ancora di più il nostro livello. Il nostro livello si è sicuramente alzato, ma io credo che la competitività nel campionato italiano sia molto molto alta e continuo a pensare che le prime 7 squadre più forti del campionato sono molto vicine come valori sulla carta, ma poi il campo è quello che determina, quindi noi dobbiamo provare anche domani di provare a essere meglio e migliori dei nostri avversari. Corriere della Sera, Carlos Passerini. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ti faccio una domanda su un singolo che a me non solo ha colpito molto a Liverpool ma già anche nelle partite precedenti, e cioè Maignan. È corretto dire che il Milan ha già scacciato il fantasma di Gigio in questo momento? Grazie. Ma non abbiamo nessun fantasma, noi sappiamo quanto Gigio ha dato a questa squadra quando è stato impiegato, tutto quello che ha portato all'interno del nostro lavoro, all'interno dei nostri risultati. Possiamo dire assolutamente che abbiamo un altro grande portiere, questo assolutamente sì. Mike tra l'altro mi piace tantissimo per come affronta il lavoro quotidiano e di conseguenza per come affronta la partita. È sempre attento, è sempre dentro la partita, è sempre determinato, è sempre incisivo anche nella comunicazione, quindi non era così scontato, ha fatto tutto molto in fretta e lui è arrivato anche per via degli europei più tardi rispetto ai suoi compagni, in un nuovo ambiente, con un nuovo allenatore, con una metodologia di lavoro probabilmente anche diversa da quella che aveva in passato, quindi questo denota la sua grande... credo secondo me un grandissimo pregio, che è molto curioso, vuole sapere tutto, si informa di tutto perché si fanno le cose, ma lo vuole sapere per poi poter mettere a disposizione le sue competenze alla squadra, quindi deve assolutamente continuare così e sicuramente abbiamo un portiere forte. Gazzetta.it, Marco Pasotto. Ciao Stefano. Ciao. Una cosa, i 10 minuti, quelli giocati bene dal Milan a Liverpool, no? Quelli che hanno fatto poi i 2 gol a Liverpool sono stati 10 minuti perché era Champions ed era il Liverpool. In Italia può bastare quel livello lì per rimanere competitivi per tutto, scudetto compreso? No, non sono stati solamente 10 minuti, credo che siano stati un po' di più, perché noi abbiamo sofferto sicuramente fino al rigore del Liverpool, questo sì, poi dopo la partita sia stata molto equilibrata, abbiamo cominciato meglio noi il secondo tempo del Liverpool. A rivedere il gol annullato nostro sul calcio d'angolo non si può che non fare i complimenti a come hanno lavorato i difensori del Liverpool su quella situazione, e questo ci deve insegnare che a quei livelli i particolari dettagli fanno la differenza. Però è chiaro che anche in Italia noi non abbiamo vinto le prime 3 partite perché abbiamo giocato bene a sprazio, perché abbiamo giocato bene 5 minuti, 12, no, noi abbiamo giocato bene, siamo stati squadra per 95 minuti. A Liverpool non siamo riusciti a essere così dinamici e così aggressivi come volevamo, anche per merito degli avversari e secondo me anche per qualche nostro demerito, ma se vogliamo competere, e noi vogliamo competere anche nel campionato italiano, dobbiamo giocare con questa attenzione, con questa lucidità, con questo dinamismo per tutta la gara. Andiamo da Antonio Vitiello, Corriere dello Sport, Milan News. Salve mister, buongiorno. Alla luce anche dei problemi fisici di Ibrahimovic e Giroud, le chiedo, c'è curiosità su alcuni giocatori che fino ad ora non si sono ancora visti. Quando arriverà ad esempio il momento di Pietro Pellegrini, Junior Messias
elementi che comunque dal mercato dovevano portare qualcosa in più alla rosa. Grazie. Arriverà il momento quando sarà il momento giusto, o almeno quando saranno le condizioni per aiutare la squadra. Purtroppo Messias ancora non lo è, ed è un peccato, perché credo che dimostrerà di avere le qualità per aiutare la squadra. Pellegrini invece sta bene, domani sarà disponibile, quindi potrebbe anche essere che possa essere già domani la sua prima presenza, ma come potrà essere magari il futuro. Però sta bene, è importante che stia bene, è un giocatore giovane ma con belle caratteristiche, con un bel atteggiamento, con un'ottima profondità, quindi è un giocatore che ci potrà aiutare. Franco Ordine, Il Giornale. Sì, buongiorno Stefano. Buongiorno. Ti chiedo per la prima volta di rispondere a due quesiti che mi stanno molto a cuore. Il primo è il seguente su Romagnoli. Io non so se domani sarà impegnato in Juventus-Milan e nemmeno mi interessa saperlo. Così come non mi interessa sapere se Romagnoli è contento di essere considerato un pacco postale. Quello che voglio sapere invece è quando il Milan si ribellerà in maniera ufficiale, come ha fatto per esempio per i Bu nei confronti di Bakayoko, dinanzi a queste invasioni di campo di Raiola che mettono alla vigilia di una partita a repentaglio anche la tranquillità e la serenità dello spogliatoio del quale tu sei responsabile. Seconda domanda velocissima. Ha detto Allegri che questa partita vale più per loro, inteso come Milan, che per noi. Scoprite voi giornalisti perché. Vorrei che tu ci aiutassi a scoprirlo. Beh, per quanto riguarda la situazione su Bakayoko, sono orgoglioso di far parte di un club che è in prima linea contro la lotta contro ogni tipo di discriminazione, quindi assolutamente bisogna andare avanti così. Per quanto riguarda Romagnoli, la gente fa il suo lavoro, io faccio l'allenatore e posso dire che sono contentissimo di allenare Romagnoli. Posso essere d'accordo con Raiola che è un grande difensore e quindi noi siamo molto contenti di averlo e che io alleno i giocatori che ho e che manderò in campo tutti i giocatori che sono motivati e disponibili a lottare per questa maglia, e al momento sono tutti in questa direzione. Per quanto riguarda quello che dice Allegri, la risposta la dovrebbe dare lui. Secondo me è una partita molto importante per entrambe le squadre, perché stiamo parlando comunque di uno scontro diretto tra due formazioni che hanno sicuramente l'ambizione di arrivare nelle prime 4, ma rimango convinto che sarà molto importante per l'esito finale della classifica fare più punti possibili contro le squadre dopo le prime 7, quindi sarà molto importante per noi la partita domani, ma sarà importantissima la partita col Venezia, sarà importantissima la partita con lo Spezia, quindi tutte le partite le prepariamo e le affrontiamo con la stessa attenzione e con la stessa motivazione. Radio Rossonera. Buongiorno mister. Buongiorno. La Juve, soprattutto da quando è tornato Allegri, si abbassa di più per poi ripartire. Sarà più forte la tentazione di andare a prenderli alti per non farli uscire, quindi fermare la ripartenza sull'Ascere, oppure aggredirli dalla metà campo? Grazie. Io sì, è vero che la Juve in queste partite ha fatto così, io invece mi aspetto una Juve al contrario domani. Io sono convinto che ci vengano a prendere, che vogliono dimostrare di essere più forti, però noi dobbiamo essere preparati a tutte le situazioni. Se ci verranno a prendere ci concederanno profondità, se ci aspetteranno ci concederanno il palleggio di prendere certe posizioni. Per quanto riguarda noi, abbiamo i nostri atteggiamenti in fase difensiva. Chiaro che io credo che più le squadre avversarie hanno qualità e più le fai arrivare vicino alla tua area, più puoi correre dei rischi. Area, Conte. Ciao Stefano, buongiorno. La differenza del Milan dal Liverpool è un gap tra il campionato italiano con la Premier, ed è un gap colmabile, secondo te? Questa è una bella domanda. Permettetemi di dire che quello che abbiamo visto a Liverpool, e mi riferisco in particolare al terreno di gioco, allo stadio, a tutta la preparazione,
si può dire sicuramente che là sono al top, questo è poco, questo è scontato, sono sicuramente di altissimo livello, e il fatto che secondo me nella Premier League ci sono quattro squadre che potrebbero anche essere in grado di vincere la Champions, parlo del Liverpool, parlo del City, parlo del United, parlo del Chelsea che l'ha appena vinta, significa che il loro livello è altissimo. Noi stiamo provando a raggiungerli, ci vuole un po' di tempo, ci vuole una crescita non solamente sul campo, credo, ma anche nelle strutture, anche in tutto, che tutto l'ambiente faccia in modo che il calcio italiano possa crescere ancora di più. Andiamo da Longo, calciomercato.com. Buongiorno mister, lei l'anno scorso ha vinto con il Milan una partita bellissima contro una Juve comunque abbastanza diversa, non tanto magari negli interpreti, anche se non c'è più Cristiano Ronaldo, ma anche nella conduzione appunto tecnica. Le chiedo di magari riassumere in 3 parole, secondo lei come si può battere invece la Juventus di Massimiliano Allegri? Beh, innanzitutto quello che è successo l'anno scorso è il passato, e non è che possiamo sempre parlare di quello che abbiamo fatto, di quello che non siamo riusciti a fare o di quello di buono che abbiamo fatto. È un'altra partita, come si può battere? Cercando di giocare con un'attenzione, con una cura particolare, con una qualità tecnica e un'intensità superiore alla loro. Solo così puoi vincere le partite e noi ci proveremo, questo è sicuro. Triolo, Pianeta Milan. Salve mister, buongiorno. Volevo chiederle, il Milan in questo periodo ha avuto tante defezioni, quelli di Ibra, quella di Giroud, Calabria, Messias, Pellegrini. Domanda un po' magari cattiva, non è che stiamo correndo il rischio di rivivere l'incubo dell'anno scorso con gli infortuni? Grazie. No, mi auguro di no, ma è inevitabile che giocando così spesso possano arrivare questi tipi di situazioni. Stiamo giocando tante partite di grande livello, di grande intensità, ci sono momenti, però credo che la situazione non possa che migliorare, ma non credo che possa migliorare tanto nelle prossime partite, ma dalla prossima sosta. Andiamo da Sartorio, calciomercato.it. Buongiorno mister, io volevo porre l'attenzione un attimo su Rafael Leao, che domani avendo di fronte Quadrado o Chiesa potrebbe essere determinante. È evidente che la sua crescita rispetto alla passata stagione, lui varia di più ormai le giocate ed è sempre più presente nell'arco dei 90 minuti. Sbaglio nel dire che l'aspetto che più deve migliorare è l'intesa con Teo, che mi sembra un filino lontana rispetto a quella che ha con Rebic. Grazie. Credo che non ti sbagli, ma non perché non abbia l'intesa con Teo, ma perché parliamo di Rebic e Leao, sono 2 giocatori diversi. Leao è più portato chiaramente ad affrontare l'1 contro 1, a cercare di puntare l'avversario. Rebic ha tempi migliori nelle giocate di sponda, questo sì, però credo che sulla nostra fascia sinistra siamo stati molto pericolosi, abbiamo creato tante situazioni da gol, quindi vuol dire che la collaborazione sta sicuramente migliorando e crescendo. Io non credo che giocherà Quadrato terzino domani, credo che giocherà Danilo, però vedremo domani. L'importante è che Rafa sia dentro la partita, l'importante è che Rafa stia continuando la sua crescita come ha dimostrato nelle prime partite della stagione. Delia? Buongiorno mister, Buongiorno. La Juventus sul Milan dello scorso anno è totalmente cambiata la considerazione sulla squadra, tra l'altro tutto in pochissimo tempo perché sono appena passate 7 partite ufficiali, 3 dello scorso anno e 4 di questa stagione, e ora questo Milan, possiamo dirlo, è considerata una protagonista. In questa settimana, nonostante la sconfitta con il Liverpool, si è tanto parlato di crescita ed esperienza. Dunque, mister, le chiedo se questa squadra ad oggi è diventata veramente grande da isolarsi da certi entusiasmi esterni. Grazie. Abbiamo sempre puntato tanto sul nostro lavoro e punteremo sempre tanto sul nostro equilibrio. È chiaro che non è che siamo usciti dall'Anfield soddisfatti o contenti e abbiamo detto vabbè, intanto abbiamo valutato la prestazione, abbiamo analizzato, abbiamo visto delle situazioni dove potevamo sicuramente dove di solito facciamo meglio e non ci siamo riusciti, sì per la qualità avversaria, ripeto, ma sì per qualche errore nostro, e quindi questo ci dà la possibilità di lavorare ancora di più con più profondità per cercare di continuare a crescere. Noi pensiamo di essere una squadra forte, un gruppo forte, e vogliamo dimostrarlo in singola partita, ma le mie parole oggi servono poco perché poi dopo ci sarà il campo domani a determinare il risultato finale. Andiamo da Carta Canta.
Sì, ciao Stefano. Ciao. Volevo chiederti quali sono le indicazioni migliori che ti ha dato la partita di Liverpool e invece che cosa pensi che si possa migliorare? Si può migliorare sicuramente la costruzione, perché è vero che il Liverpool ha aggredito bene, forte, ma non l'ha fatto in parità numerica, quindi c'erano le soluzioni con una trasmissione della palla più veloce e con più movimento dei giocatori senza palla per trovare quelle imbucate che quando ci siamo riusciti nell'ultimo quarto del primo tempo abbiamo creato tantissime difficoltà al Liverpool, segnando 2 gol molto belli e creando altre situazioni. Le cose buone sono queste: quando lavoriamo con le nostre posizioni a velocità e a qualità alta, abbiamo le possibilità di mettere in difficoltà qualsiasi avversario e ci siamo riusciti anche contro un avversario molto forte. Adesso Carlo Pellegatti. Sì, buongiorno Stefano. Buongiorno. All'aeroporto incontro, del ritorno da Liverpool, un tifoso del Liverpool italiano. Mi dice: guarda, il tifo che ho sentito ieri capita con Tottenham, City e raramente capita, ma c'erano 13 Coppe dei Campioni in campo e quindi questo mi ha fatto pensare che la quarta fascia, caro Pioli, è solo di urna, a livello di una urna, ma non a livello di appeal e approccio delle squadre avversarie del Milan. Ecco, domani cosa prevarrà? Il Milan, che ormai è convinto, perché lo è, di essere una squadra di livello, di essere fra le migliori, non magari il top, oppure temi lo sforzo psicofisico del match, cioè un Milan più forte a livello di coscienza o un Milan meno forte a livello di fatica psicofisica? Cosa prevarrà secondo te domani contro la Juventus? Quello che mi aspetto io è un Milan più forte, un Milan ancora più consapevole, un Milan che ha imparato anche da qualche scottatura cosa significa giocare ad altissimo livello, ma che appunto è più consapevole di quello che c'è da fare in campo domani. Domani è un'altra partita di altissimo livello, perché parliamo della Juventus che negli ultimi anni, con Allegri soprattutto, ha sfiorato la vittoria in Champions e i giocatori di Juventus sono tutti nazionali, tutti campioni e giustamente nella loro testa pensano ancora di poter vincere il campionato e di poter essere molto competitivi anche in Champions. Quindi io mi aspetto noi vogliamo essere una squadra di personalità che prova a fare le partite, che prova a non subirle, che prova a comandarle, che prova a essere una squadra. L'importante è essere una squadra attiva in tutte e due le fasi di gioco. Quando abbiamo la palla tutti dobbiamo essere a disposizione del compagno in possesso, quando non ce l'abbiamo tutti dobbiamo essere a disposizione per cercare di difendere bene. Se saremo così sicuramente faremo una buona gara e avremo le nostre possibilità per giocarcela. Adesso diamo la parola a Mauro Suma per gli amici di Twitch. Grazie Laura. Mister, dalla chat dei followers del canale ufficiale Twitch del Milan, Rocco Di Muro le chiede questo, mister. Pensa che i duelli terzini contro esterni, in particolare penso a quello Teo Chiesa, possano essere decisivi in questa partita? I duelli nel calcio sono sempre decisivi e le squadre che riescono a vincere più duelli poi dopo hanno la superiorità numerica e hanno la possibilità poi di sfruttare queste situazioni, quindi che siano larghi, che siano dentro il campo, i duelli saranno decisivi e noi dovremo essere molto attenti e con molta forza cercare di vincerne di più. Condenso in una le domande di Karim Domo e Samuele. Come ha visto il gruppo dopo la sconfitta di Liverpool? Se il gruppo ha sgomberato la mente da quel risultato? No, il gruppo ce l'ha dentro quel risultato, ma è pronta per la partita di domani. È giusto che sia così. Domani è un'altra competizione, poi ci ributteremo fra 3 partite di campionato e ci ributteremo nella Champions, ma adesso siamo concentrati, siamo primi in classifica, abbiamo fatto molto bene per le 3 partite di campionato e domani vogliamo fare un'altra ottima prestazione. L'ultima cosa che le chiedo, mister Free 0092 le chiede se la Juve farà il centrocampo a 4. Una delle chiavi importanti della partita è trovare le posizioni giuste a centrocampo per noi? Sì, comunque qualsiasi posizione possano prendere in campo a Juventus, in mezzo al campo e alle spalle dei loro mediani dovremmo prendere delle buone posizioni, che sono quelle che sono mancate i primi 20 minuti a Liverpool. Dopo, quando le abbiamo prese, abbiamo creato difficoltà e quindi dobbiamo assolutamente... Chiaro che avere qualche vantaggio in più nello sviluppo del centrocampo ci può dare dei vantaggi anche nel risultato finale. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.